Allora, ritorniamo qua, avevo tolto la parola. Lei avvocato e segretario, prego. Grazie. No, io volevo precisare che qui continuiamo a parlare di armi come se in Italia avessimo una legislazione come quella degli Stati Uniti che consente a chiunque di entrare dall'armaiolo e farsi dare un'arma, qualsiasi, anche da guerra negli Stati Uniti. Entro lì, compro un fucile a pompa, esco e vado a casa. In Italia non è così, bisogna avere il porto d'armi che richiede dei requisiti specifici e a quel punto lì detengo legittimamente un'arma. Ho parlato prima dei numeri che ci ha dato il Censis su quanti porti d'arma esistono in Italia e abbiamo visto che le proporzioni sono ridicole. Dopodiché è assolutamente vero, e questa riforma non cambia il fatto che la sicurezza dei cittadini è delegata alle forze dell'ordine, ci mancherebbe altro, ma l'istituto della legittima difesa esiste proprio per le eventualità in cui le forze dell'ordine non possono intervenire, perché se intervenissero non ne staremo neanche a parlare. Quello che è stato l'intervento è stato, e ripeto, un intervento puntuale e assolutamente non invasivo, che delimitasse con più precisione quali erano le circostanze in cui la difesa deve essere ritenuta legittima, circostanze nelle quali, ragionevoli tra l'altro, nelle quali una persona si trova in uno stato di difesa minorata, come si dice in gergo. Noi siamo vulnerabili in quella situazione e abbiamo il sacrosanto diritto di poterci difendere senza poi dover affrontare un processo. Non si può dire che questa sicurezza porterà la gente in questura a farsi il porto d'armi e continuare a dirottare il discorso dalla sicurezza del cittadino all'eventualità che ci siano armi, quando di armi non si parla assolutamente. Non stiamo parlando di girare armati, stiamo parlando di difenderci a casa propria. Perché si tocca l'aspetto del domicilio, della violazione di domicilio. Quindi in strada, quindi chiederei avvocato dopo, c'è qualcosa che cambia nella legittima difesa, cioè l'aggressione in strada di una persona che poi reagisce con un bastone, mi posso difendere esattamente come peperoncino. facevo ieri, esattamente come faccio oggi, senza trascendere. Ecco, però il caso che c'è stato, chiedo a voi penalisti, della ragazza che è stata aggredita per strada, ha preso lo spray peperoncino, l'ha spruzzato, ha ferito agli occhi l'avventore e quindi ha avuto dei problemi di non poco conto, anche di risarcimento dei danni. Cambia qualcosa per questa persona? Sarebbe cambiato qualcosa per questa persona oppure in questo caso non tocca, si parla solo di domicilio? Premesso che io lo trovo assurdo, che tra l'altro con l'utilizzo di uno strumento come lo spray peperoncino, che anzi proprio in queste situazioni è molto utile, premessa l'assurdità della cosa, io credo e spero che questo tipo di impostazione che è stata data all'istituto della legittima difesa trovi poi nelle aule di tribunale un'interpretazione a tutto tondo e quindi anche a casi come questi. Torniamo alla discrezionalità del giudice. Questo dovrebbe essere il buonsenso che lo dice. Certo. Sì, prego segretario. Ma allora intanto confermo il fatto che sulle armi, siccome l'ultimo intervento, gli ultimi interventi insomma vertevano anche su questo, confermo che il porto delle armi in Italia è regolamentato in maniera molto stringente e tra l'altro, se possibile, è stato reso ancora più stringente negli ultimi anni anche a seguito di fatti di cronaca che accaddero qualche anno fa, forse 5-10 anni fa, insomma, fatti in cui l'uso delle armi in famiglia destò qualche preoccupazione e fu ristretto ulteriormente anche con circolari interne, insomma, quindi posso testimoniare che su questa cosa l'Italia forse ha una delle poche legislazioni al mondo particolarmente stringente, con tra l'altro una banca dati aggiornatissima che teniamo noi su chi detiene, come detiene, quali sono i requisiti. Per uso sportivo oppure per uso sportivo, chiaramente, soprattutto per altri usi si è moltissimo diradato questa concessione, mi riferisco soprattutto a persone che abbiano problemi connessi, che ne so, trasporto valori piuttosto che pericolo per la propria vita,
a seguito dell'attività che svolgono, voglio dire, mentre anni fa vi era una certa disponibilità, nel corso degli ultimi anni questa si è notevolmente ristretta. Quindi, e tra l'altro è stata regimentata con accertamenti psicofisici che vengono svolti annualmente e che quindi presuppongono la detenzione e la costanza, perché vengono verificati con una cadenza molto più stringente, che insomma credo che siano sufficiente garanzia per dire che, dal mio modesto punto di vista, il Far West, ancorché ci siano norme più o meno libere, diciamo così, o più permissive in ambito legittima difesa, io credo non ci sia. Il tema è un altro, il tema è, e torno su alcuni aspetti, a dotare lo Stato di sufficienti risorse per garantire quella sicurezza. E per rispondere a chi mi ha preceduto negli interventi prima, dico che ribadisco che negli ultimi anni, e mi riferisco all'ultimo decennio almeno, l'apparato della sicurezza è stato letteralmente abbandonato. Letteralmente abbandonato. Certo. Questo governo peraltro, sì, però va detto a onor del vero che questo governo, almeno nelle dichiarazioni e negli atti concreti che sta facendo, sta assegnando 6.000 uomini, sta rimpinguando i nostri organici e anche in termini di risorse sta mettendo un'attenzione che fino ad oggi non c'è stata, e questo è un dato di fatto. Ora, poi vedremo che cosa succederà nel proseguo e vedremo se questi 6.000 in quanto tempo arriveranno, se saranno sufficienti. Ma ricordo anche che, per esempio, l'ho detto prima e lo ribadisco, noi avevamo grossi problemi con la chiusura dei presidi, avevamo 250 commissariati in chiusura, tra commissariati postale, eccetera, eccetera, in chiusura, e questo è il frutto di una politica, secondo me, dissennata per quanto riguarda la gestione della sicurezza sul territorio, perché noi abbiamo bisogno di presidi sul territorio, non abbiamo bisogno di smontarli, abbiamo bisogno di dare sicurezza a gente che, come lei, come la nostra conduttrice, che ha subito purtroppo non uno ma più furti. Ecco, ma allora, allo stato attuale voi vi sentite in grado di garantire il presidio del territorio? Siete in difficoltà e quindi è importantissimo che arrivino? Noi siamo in grossa difficoltà. Se voi pensate che noi siamo a 92.000 unità, siamo decrementati da 110.000 a 92.000 unità, e se andiamo avanti di questo passo, se non troviamo correttivi in maniera tale che il turnover naturale, diciamo così, venga non più rimpinguato alla metà come avveniva fino a poco tempo fa. Vi ricordo che c'è una legge Madia, che mette mano a questa è legge dello Stato, non l'ho fatta io, non l'abbiamo subita e la stiamo subendo, voglio dire, e abbiamo grossi problemi ad avere nei nostri presidi di polizia aperti l'organico necessario. Ormai siamo arrivati alla soglia della canna del gas. In moltissime delle nostre strutture noi siamo a questi livelli. Se si fa il paio con un altro grosso problema che noi abbiamo, che è così come è stata definita il nostro capo della polizia con un termine molto bello e molto aulico, la senilizzazione dei nostri organici, cioè in buona sostanza, tradotto in termini più comprensibili, siamo vecchi, l'età media è oltre 50 anni, voi capite che non è semplice riuscire a dare risposte nel territorio a chi vive situazioni di questo tipo. Parlo del nostro Veneto, noi abbiamo numerose aree del nostro Veneto, parlo del nostro Polesine, per esempio, vogliamo parlare del nostro Polesine, noi abbiamo 2 commissariati nel nostro Polesine, un territorio abbastanza ampio, frequentato da un turismo durante il periodo turistico abbastanza importante, peraltro, a Rosolina. Noi abbiamo un commissariato che è ridotto a poco più di 15 o 16 unità, 15 credo sia unità, cioè non siamo in grado a malapena di tenerlo aperto, ok? E dovremmo garantire la sicurezza, non siamo in grado di offrire una turnazione completa di vigilanza sul territorio. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma allora ci sono i carabinieri? No, sono messi peggio. I carabinieri sono messi nello stesso identico modo, riescono a malapena a tenere aperto anche loro la struttura. Quindi noi abbiamo un territorio del nostro Stato, un territorio ampio. Ricordo che per esempio il Porto Tolle è il secondo comune dopo Roma per estensione. Sicuramente non ha la concentrazione abitativa che ha un comune come Roma, sono d'accordo, ma credo meriti un po' di più, meriti un po' più di rispetto. Ma non va meglio Vicenza piuttosto che Verona? Tutta la bassa veronese è impresidiata.
Qualcuno non sa, per esempio, che noi stiamo trasferendo buona parte della nostra competenza sulle strade, che prima era sulla viabilità ordinaria, che era prima della stradale, che è ancora della stradale, ma che è ormai a causa della riduzione dell'organico costantemente impiegata nei servizi autostradali. E quindi non abbiamo più uomini della stradale, se voi ci fate un po' caso, ci fate mente locale, uomini della stradale, sulla viabilità ordinaria ne vedete pochi. Si vedono, ma si vedono poche pattuglie, perché la maggior parte delle nostre pattuglie ce le abbiamo sulla rete autostradale, che è sicuramente una rete da presidiare perché girano merci, gira tantissima gente, ma non è che sia da meno il territorio o la viabilità ordinaria. La risposta sapete qual è? Che in via sussidiaria dovrebbero provvedere altre istituzioni, cioè i comuni, principalmente le polizie locali. Ma dove sono le polizie locali se non abbiamo i soldi per assumerle con il patto di stabilità? Allora, voglio dire, il problema non possiamo far finta di non sapere che non esiste. Così, scusi avvocato, non possiamo non sapere che al di là del fatto che possiamo essere più o meno d'accordo sulla questione relativa alla certezza della pena, io mi adombro un po' quando a un certo momento lei mi dice sì, le pene alternative. Sono d'accordo, ma alla signora qui presente, piuttosto che a tantissimi altri utenti che si rivolgono a noi e che poi vogliono delle risposte in ordine a il sacrosanto diritto di vedere che le proprie cose, al di là della persona, le proprie cose siano salvaguardate, e non lo sono state violate, questa persona trascorra tranquillamente i prossimi 10 anni della propria esistenza nel fare malaffare, nel praticare il malaffare, perché fin tanto che non andrà passata in giudicata tutta quanta questa situazione, alla fine, per effetto di una serie di norme che lei conosce meglio di me, il giudice a un certo momento arriverà a comminargli la pena definitiva del carcere solamente probabilmente dopo che questo ha fatto per 10 anni professionista del crimine. Allora non va molto bene che noi gli diamo le pene alternative a un soggetto che innanzitutto merita, perché la risposta che gli dobbiamo dare al cittadino è: hai violato il mio domicilio, non ti posso sparare, non ti posso, però quantomeno vai in carcere, vero? Non è che allora, non gli posso sparare, gli diciamo al cittadino, non ti possiamo difendere perché siamo in pochi, gli diciamo al cittadino. Dopodiché quando lo troviamo, fortunata quella volta che lo troviamo, gli diciamo, sai, dobbiamo rieducarlo il cittadino, Sì, dobbiamo rieducarlo. Sta un po' semplificando. No, lo so che sto semplificando, però è quello che il cittadino sente, però. È quello che il cittadino percepisce, perché poi la verità è questa. Veda così esattamente. Adesso le do la parola all'avvocato Pompei, così lei mi fa anche un esempio che mi vuole parlare anche di Stacchio, do la parola subito. A questo punto arriviamo appunto anche alle pene, per cui sono state anche aumentate di un anno, insomma, sono state le pene per i vari reati innalzate. Dobbiamo andare in pubblicità rapidissimi, poi siamo di nuovo con voi per trarre un po' le fila, le conclusioni.